Perché mandare una persona anziana ad Asiago più e più volte quando una soluzione semplice ci sarebbe, ad esempio con una convenzione con le farmacie? Questa è solo una delle domande che la signora Lorena pone dopo essere incappata anche lei nella disorganizzazione dell'ULSS del direttore generale Carlo Bramezza. Lo sfogo della signora, residente a Rossano Veneto, è quella di chi lascia intendere di non vedere logica né efficienza nella gestione dell'azienda ospedaliera. 2 anni fa sua zia 88enne doveva fare un holter cardiaco e uno pressorio. Al tempo le fu detto che per l'esame doveva andare ad Asiago perché a Bassano non lo facevano più e sarebbe dovuto andare e tornare da Asiago per ben 3 giorni consecutivi. L'operatrice del CUP con cui parlarono le spiegò che in alternativa c'era qualche farmacia che eseguiva questo esame, ma a pagamento. Morale, la signora Lorena e sua zia andarono in una farmacia di Bassano spendendo 105 euro. Immediatamente partì anche un reclamo all'URP dell'ospedale di Bassano che tuttavia non ha mai dato seguito alla segnalazione. La signora Lorena scrive: Nel mio reclamo sottolineavo che andare e tornare da Asiago era impegnativo. Avrei dovuto perdere 3 mezze giornate di lavoro senza considerare la strada e i costi di benzina. Ma soprattutto se mia zia non avesse avuto le disponibilità economiche di pagarsi di tasca propria un esame che poteva avere gratuitamente, come avrebbe fatto? Ma non è finita qui. L'ospedale di Bassano ora ha erogato il servizio dell'holter cardiaco, ma per quello pressorio o si va a Marostica aspettando mesi e mesi oppure di nuovo ad Asiago con disponibilità anche immediata. Ho fatto presente all'operatrice che Asiago non è proprio così agevole, visto di che esame si tratta. Mi ha risposto dicendo che poteva anche darmi ragione, ma tant'è. Scusate il mapazzone, ma trovo frustrante certe modalità che scaricano sul cittadino le responsabilità di un disservizio.